400 maschili. Nicola Chiari intanto nel triplo, eccolo, sta guidando la gara con 15,40 Nicola Chiari. È un vizio familiare quello dei Chiari nel triplo, fratello, grandi risultati anche per lui. Vediamo la misura di questo salto di Nicola Chiari, 15,40 è la misura con la quale sta guidando la classifica provvisoria. Ancora sopra i 15 metri e non molto lontano, 15,24, quindi gara di altissimo livello questa per il lombardo. Archiviati anche i 400 metri, ora in pista ci rimangono solo le staffette 4%, mentre c'è la premiazione del peso femminile. Sì, qui nella classifica c'è un qui pro quo, perché in classifica c'è anche Chiara Rosa, che chiaramente è una fuori quota, che avrebbe vinto la gara con 17,23, ma Chiara ovviamente non era in gara. Quindi il terzo posto è quello di Virginia Braghieri della Lombardia, davanti a Marta Baruffini con 12,08, e poi la vincitrice è comunque Ilaria Mezzalira della Lombardia. Ed ecco il podio della gara di getto del peso femminile, mentre nel giavellotto abbiamo visto un lancio di Amina Anice della Lombardia. Siamo ormai all'epilogo di questa gara, con una Ilaria Casalotto che comunque gareggia fuori classifica. (37,70). Nell'alto vediamo anche Matteo Zavagno, 2,05 di personale, che fallisce questo terzo tentativo, 1,98, quindi esce di scena il friulano. E nell'alto, dicevo, siamo a 1,98, alto maschile. Abbiamo anche il risultato del salto con l'asta. Il risultato del salto con l'asta, dicevo, con la vittoria di Chiara Morelli della Lombardia con 3,40 davanti a Sara Sganzerla, che ha eguagliato il personale a 3,30, poi Jessica Agostini Lombardia 3,30, Federica Triunfo della Puglia 3,20, e poi via via tutte le altre con 3,10 Caterina Pausini e Sofia Piergallini. Questa è la situazione per quanto riguarda intanto c'è un buon lancio nel giavellotto, per la trentina Chiara Bergia, che ha un personale di 40,31, potrebbe avere migliorato il primato personale con questo lancio. Finora non ha superato 43,13, direi è una misura che potrebbe portarla al comando della gara. E vediamo l'ultimo lancio di Ilaria Casarotto.
49,90 abbiamo visto il lancio precedente. Un buon lancio questo di Ilaria Casarotto, buono, buono, molto buono direi. Attenzione perché vediamo il risultato 52,18, la misura di Ilaria Casarotto che si migliora e comincia di nuovo a salire di condizione. Lei che l'anno scorso è riuscita ad ottenere il primato italiano con 56,97 con la giavellotto da 500 grammi. Tanto quella che vediamo, adesso lo vedremo inquadrata, vediamo il podio della gara di salto con l'asta con la vincitrice Chiara Morelli della Lombardia che ha saltato a 3,40. Terminata quindi anche la gara del giavellotto femminile, ormai sta volgendo al termine questa splendida manifestazione, mentre nell'alto vediamo un salto positivo di Federico Aires da Motta a 2,01. Ricordiamo che ha fatto sensazione il risultato di Federico Aires da Motta, atleta in forza Lasindustria di Padova, ma che ha militato per qualche anno nell'Atletica Vissabano, che ha ottenuto con 2,16 polverizzato il primato personale proprio in occasione dei campionati italiani indoor e ha vinto il titolo italiano indoor con 2,16 Federico Aires da Motta. E quel salto che abbiamo visto adesso invece era quello di Jacopo Zanatta che proprio sabato scorso proprio in questa pista si è migliorato Jacopo portandoci a 2,06. 2,06 è una misura di tutto rispetto. Adesso ha fallito il primo tentativo 2,01, però un atleta che è in grandissima crescita proprio in questa stagione, sia nei salti in elevazione che in quelli in estensione, perché ricordiamo che Jacopo Zanatta è un atleta del primo anno della categoria juniores ed è in grado di saltare in lungo intorno ai 7 metri, quindi è molto valido anche nei salti in estensione. Ma 2,06 lo ha proiettato, il 2,06 ottenuto sabato scorso l'ha proiettato in una dimensione diversa ed ora torna in pedana. Jacopo Zanatta tornerà in pedana tra poco per il suo secondo tentativo sulla quota di 2,01. È un atleta che tra l'altro sa esaltarsi molto bene nelle grandi manifestazioni. Vedo un 2,11 vorrei. Bandiera rossa per il lancio di prima, sembrava anche molto lungo. Non vorrei che si fosse spostato le cose, adesso 2,11 mi pareva 2,01 nella misura precedente. Ecco, infatti così è 2,01 è la misura che sta tentando Jacopo Zanatta al suo secondo tentativo. Intanto abbiamo il risultato dei metri 400 che confermano la vittoria di Nicolò Ceraiani della Lombardia con 48,19, poi Leonardo Vanzo e poi Marco Loverne. Quella che invece stiamo vedendo è la premiazione dei metri 400 femminili. Seconda classificata con 56,98 per l'Emilia Romagna, Sara D'Adagio. 400 femminili. Ed ecco la vincitrice che sale ora sul podio, Lucia Pasquale della Puglia, 55,38 in questa circostanza, ma lei ha un personale inferiore ai 55 secondi, quindi è una delle atlete più valide in campo nazionale in questa specialità. Qui ricordiamo che manca
Ilenia Vitale dell'Emilia Romagna, che si è espressa al di sotto dei 54 secondi, intorno ai 54 secondi netti, e che è impegnata con la nazionale italiana proprio per il campionato mondiale di staffette. Come riserva però ha fatto il suo esordio Ilenia Vitale nella nazionale assoluta. Oggi è assente, manca una pedina importante per la formazione del Friuli Venezia Giulia. È purtroppo sfortunato questo terzo tentativo di Jacopo Zanatta sulla quota di 2,01, quindi rimane in gara, se non vado errato, solo il campione italiano juniores indoor Federico Aires da Motta. Vediamo quanto chiederà ora l'atleta padovano, di padre brasiliano per la verità e di madre padovana, quindi sangue misto nelle sue vene, e quindi, come spesso capita, grandi talenti che escono da questi incroci. Vediamo, no, ci sarà ancora un terzo tentativo di Manuel Nemo delle Marche. Manuel Nemo delle Marche ha il terzo tentativo sulla quota di 2,01. Chiama la clac, quindi questa abitudine degli atleti di darsi la carica, chiedere al pubblico di caricarli proprio in occasione dei momenti importanti. E purtroppo non è servito, ma insomma 2 metri di personale, lui avrebbe ottenuto il primato personale con questo tentativo, quindi siamo chiaramente ai suoi limiti. Vediamo ora, mi pare che a questo punto c'è solo Aires da Motta in gara, e vedremo a quanto farà mettere l'asticella il padovano, in forza alla Sindustria Padova, allenato ad Abano da Antonio Beretta. Federico Aires da Motta è esploso proprio letteralmente, come già ho ricordato, in occasione dei campionati italiani juniores indoor, conquistando il titolo di campione italiano, ma a suon di primato personale, portandolo da 2,06 a 2,16, quindi 10 cm di miglioramento. Chiede 2,05 ora Aires da Motta, mentre abbiamo visto il salto di Leonardo Beretta nel triplo, salto che purtroppo è nullo. Federico Aires da Motta quindi in pedana nell'alto al primo tentativo sulla quota di 2,05, il campione italiano juniores, ma credo ci sia anche qualcun altro probabilmente in gara. Adesso vediamo se è così. Tanto nel triplo Nicolò Mumelter del Veneto, atleta in crescita, proprio un salto poco al di sopra dei 14 metri, sta proseguendo la sua rincorsa verso i 15 metri, mentre Federico Aires da Motta dall'alto chiede la clac per il pubblico, quindi chiama l'aiuto del pubblico, rinuncia ma non viene dato nulla, quindi ancora 3 possibilità per l'atleta padovano che veste la maglia del Veneto. (2,05) primo tentativo per Aires da Motta, mentre nel triplo c'è il 92 Simon Guimeia. Primo errore di Aires da Motta sulla quota di 2,05. Sta volgendo ormai al termine questo
quarto trofeo Città di Caorle, secondo Memorial Lucio Todini, che ha onorato alla grande la memoria proprio di questo grande dirigente del Veneto, con risultati di notevole livello in tutti i settori, nonostante anche questo forte vento che soffia in faccia agli atleti sul rettilineo dei 100 piani. Ormai è in corso solo la gara del triplo, siamo al primo salto di finale nel triplo. In pedana va Marco Agliati della Lombardia. 14,78 la misura di Marco Agliati, mentre Aires da Motta, secondo tentativo, e ancora va a toccare il Materassone, non riesce a staccare. Ha ancora una possibilità, ha già vinto la gara il padovano, però ancora una possibilità per proseguire nella rincorsa. Intanto c'è un buon salto nel triplo di Filippo Cravedi dell'Emilia Romagna, 14,89 il suo personale. Il vento è molto amico del triplo, però attenzione perché potrebbe anche creare dei problemi, perché fa saltare un po' le rincorse. Vediamo se riesce a superare i 15 metri. Siamo sopra i 15 metri. Un altro atleta che supera i 15 metri, quindi cresce di livello tecnico questa gara del salto triplo maschile, proprio in questo salto, in questo primo salto di finale, due atleti quindi al di sopra dei 15 metri. Dovrebbe esserci ora Nicola Chiari, ma non, forse rinuncia ai salti di finale l'atleta lombardo. Speriamo non abbia qualche problema fisico, che non auguriamo ovviamente a nessuno, anche perché mancano pochi giorni ai campionati italiani. Invece va in pedana per il suo quinto salto il numero 95, che è Alessio Simeone della Puglia. Un salto intorno ai 13,50 per l'atleta pugliese, mentre rinuncia ancora Federico Aires da Motta per questo terzo tentativo, quindi ha ancora la possibilità di saltare perché non ha toccato il materassone e i ritti e l'asticella, quindi Emanuele Giuliani, il suo quinto salto, questo per il Trentino, ha un personale di 14 metri, questo è inferiore ai 14 ovviamente. Aires da Motta intanto terzo tentativo sulla quota di 2,05, mentre Aires da Motta, vediamo che chiama la clac. E non è giornata, quindi conclude così la sua gara. Intanto nel triplo Leonardo Beretta del Veneto. Al terzo posto con il tempo di 48,63 per la Lombardia, Marco Loverne. Quella che stiamo inquadrando è la premiazione dei metri 400 maschili, con il terzo posto di Marco Loverme della Lombardia, 48,63, poi Leonardo Vanzo in seconda posizione per il Veneto con 48,59 e il vincitore Nicolò Ceriani, che vince la gara ed ha anche la soddisfazione di aver battuto il campione italiano del 2013 della categoria allievi.
Vediamo il salto di Nicolò Mumelter del Veneto, un salto poco sopra i 14 metri. Ormai quella del triplo è l'ultima gara che è rimasta in corso e siamo al 14,18 intanto per Nicolò Mumelter, che non si migliora perché ha fatto di meglio in precedenza, e va ora in pedana col numero 92 Simon Guimei delle Marche. Chiama la clacca anche Guimei. C'è questa consuetudine degli atleti di coinvolgere il pubblico nel loro gesto atletico. Leve lunghe, bandiera rossa purtroppo dal giudice di pedana, quindi salto nullo questo quinto salto di Guimei. Ed ora è Marco Agliati della Lombardia ad andare in pedana. Marco Agliati, che ha ottenuto un 14,78 fino a questo momento, che gli vale la terza posizione. Ricordiamo una gara di livello tecnico interessante, anche forse grazie anche al vento a favore, però gli atleti sono il primissimo piano, 2 atleti al di sopra dei 15 metri. Vediamo questa salto di Agliati, e attenzione perché bandiera bianca, e potrebbe essere un altro salto vicino ai 15 metri. 14,78 ha ottenuto fino a questo momento. Non vorrei sbilanciarmi, ma mi sembra non ci siamo molto lontani. Vediamo qual è il misura, e appare un altro 15, quindi 15,06, arricchisce ulteriormente e sale ulteriormente il livello tecnico di questo salto triplo maschile, che aveva delle premesse, diciamo così, interessanti, ma non ci si aspettava. Fino a questa gara c'era un solo atleta con personale superiore ai 15 metri, c'era Nicola Chiari. Che adesso non so se salterà il prossimo salto, ma intanto va in pedana Filippo Cravedi, che nel salto precedente aveva superato anche lui i 15 metri dell'Emilia Romagna. Attenzione, c'è il grande salto di Cravedi, ma purtroppo non avevo visto la bandiera rossa. Si alza la bandiera rossa e questo gli nega la soddisfazione, che con questo salto avrebbe potuto quasi scalzare dal primo posto della classifica Nicola Chiari, ma mi fa vedere l'amico Carlo che c'era due belle, un braccio avanti all'asse di battuta. E mentre sta procedendo la gara, e quindi iniziamo il sesto turno dei salti, quindi si conferma che Nicola Chiari non ha intenzione di effettuare i salti di finale. Speriamo non sia per problemi fisici, e avremo una serie unica della 4% donne, una serie unica della 4% donne, e poi 2 serie della 4% maschile. Ho visto l'ultimo salto del portacolori della Puglia, Alessio Simeone, ed ora va in pedana Emanuele Giuliani del Trentino. O meglio dire provincia autonoma di Trento, perché non ci sono gli atleti della provincia autonoma di Bolzano, ma solo quelli della provincia autonoma di Trento che fanno la loro rappresentativa. Stanno intanto entrando quelle che saranno le protagoniste della 4%. C'è anche il martello ancora in corso, mi era sfuggito questo particolare, ma in pedana c'è proprio il trentino Giuliani, un lancio poco al di sotto dei 14 metri questo. Matteo Totò al suo quarto lancio, sono appena iniziati i lanci di finale nel martello, mentre nel triplo c'è l'ultimo salto per Leonardo Beretta del Veneto, alla ricerca di un sostanzioso miglioramento. L'atleta
Il Veneto ha un personale di 14,23. Primo anno della categoria allievi, anche lui proviene dalla scuola di Sabano, allenatore Antonio Beretta, lo zio, e ora milita nella Assindustria Padova. 57 per Totò al martello. Ora è la Omar Venuta Veneto. Abbiamo il risultato della gara del lancio del giavellotto con la vittoria di Chiara Bergia del Trentino con 43,13, notevole miglioramento del primato personale per l'atleta trentino. Poi Francesca Iacuzzo del Friuli Venezia Giulia con 38,85, Amina Anice della Lombardia con 38,19. Ovviamente Ilaria Casarotto era, e speriamo di averla tra poco qui con noi, era fuori gara e gareggiava, penso, adesso glielo chiederemo, con il giavellotto da 500, mentre le atlete juniores gareggiano con il giavellotto da 600 grammi. Nicola Mumelter nel triplo. Questo è un buon salto, questo. Vediamo se si alza la bandiera bianca. Nicola Mumelter potrebbe avvicinare il primato personale. Vediamo lì che controlla, ovviamente. 14,57, si migliora Nicola Mumelter. Bandiera rossa per Proserpio nel martello nel frattempo, mentre chiama la clap del triplo Guineia delle Marche. Abbiamo intanto nel 92 Simone Guimei, lancio nullo. Intanto abbiamo, qui accanto a me c'è Ilaria Casarotto che ha gareggiato poco fa nella gara del giavellotto, immagino con giavellotto da 5. Ecco, giavellotto da 5, la misura di oggi è? Qualche centimetro. È la tua miglior misura per questa stagione, no, giusto? La seconda. La seconda. Quindi tu hai il primato italiano di categoria con 56,97 col giavellotto da 500. I tuoi progetti per questa stagione? Mercoledì partiamo per andare a Baku, trials europei olimpici. Ecco, ricordiamo che Baku serve per selezionare cosa? Spiega. Per le Olimpiadi giovanili che si terranno a Nancy quest'estate. Speriamo di fare bene, abbiamo ho 7 posti per passare, devo arrivare entro le prime 7. Se passo vado direttamente in Cina. Ecco, noi ovviamente ti auguriamo successo in questa cosa. Vedo Grazie. La condizione mi pare che stia crescendo, c'è una maggior regolarità nei tuoi risultati, buoni risultati anche con il giavellotto da 6, ma soprattutto con il giavellotto da 5, sei regolarmente al di sopra dei 50 metri. Insomma. Sì, Sergio sta facendo un buon lavoro. Esatto, ricordiamo il tuo allenatore che è quello che sta parlando dall'altra parte della tribuna, Sergio Cestonaro, mio collega di speakeraggi, e quindi Sergio, allenatore dell'Atletica Vicentina, che segue con molto amore, oltre alle figlie, segue anche altri atleti di notevole livello. Il tuo obiettivo allora è quello di andare alle Olimpiadi giovanili. Ecco. Noi ovviamente te lo auguriamo. Altri, poi ci saranno i campionati italiani a lieve. Sì. Tanto scusami, c'è la 4%, Trentino in corsia 1, Emilia Romagna in 2, Veneto in 3, Lombardia in 4, Friuli Venezia Giulia in 5, Puglia in corsia 6. Molto bene posizionata la formazione del Veneto in questa fase con Virginia Morassutti che porta al comando la sua formazione. Veneto e Lombardia. Veneto sta allungando ancora con Alice Murari, quindi Veneto che cambia il comando. Veneto Lombardia tenta di recuperare la formazione lombarda con Eleonora Cadetto, la vincitrice dei 100, ma è il Veneto che va a vincere con 47,90 e quindi
anche Ilaria Casalotto gioisce di questo fatto perché sì, essendo veneta. pur lei non facendo parte della squadra, però oggi era qui per un collaudo, per l'ultimo collaudo, diciamo, prima di Baku. Baku, dov'è Baku? Azerbaigian. Azerbaigian, che è anche esperta di geografia Ilaria e che mi dicono essere una bravissima studentessa, Sì. oltre che una bravissima giocatrice di pallacanestro. Sì. Ma giochi ancora a pallacanestro? Ho finito la stagione a maggio, Ah. no, aprile. Adesso Con che vediamo squadra giochi a pallacanestro? col Famila Schio. Adesso vediamo cosa fare il prossimo anno. Quindi dovrai decidere, perché è mi difficile sa di sì. sostenere attività di altissimo livello sia nell'una che nell'altra. Tantissimo livello, insomma. Certo, le tue potenzialità sono enormi e l'abbiamo visto con quei quasi 60 metri che costituiscono il primato italiano. Io ti auguro... Un anno fa. È un anno fa, però insomma, sai, sono risultati che se sono stati ottenuti si possono riottenere. Insomma. Sì, Adesso, speriamo. adesso avrai modo quindi di lavorare solo nella tecnica del giavellotto. Ecco. Vedremo, non preannuncio ancora niente. Quindi c'è questa selezione di Baku, poi ci sono i campionati italiani allievi Poi gli assoluti. e gli assoluti, quindi non ti mancheranno le opportunità. Intanto vediamo la premiazione delle tue colleghe, la Chiara Bergia che si è migliorata. Tra l'altro Chiara Bergia è atleta junior, si era presentata con un personale poco sopra i 40 metri, ha tenuto 43 metri, quindi sono quelle cose che succedono nel giavellotto, ne hai occasione.